Per l'aeroporto di Agrigento va bene quanto finora fatto, ma rimane adesso prioritario che venga inserito nel piano nazionale degli aeroporti, poi bisogna puntare ed entro massimo 5 anni alla posa della prima pietra. E la tabella di marcia stilata dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, il cui presidente Rino Lamendola plaude all'impegno dei parlamentari agrigentini che hanno conseguito l'obiettivo di inserire l'articolo 8 bis nel decreto Sud, confermando al tempo stesso però la necessità di seguire un cronoprogramma distinto in due fasi. La prima che riguarda l'inserimento dell'infrastruttura nella programmazione nazionale e la seconda che riguarda invece la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Dopo decenni di vana attesa, dice, i cittadini pretendono fatti concreti e non tollererebbero ulteriori schermaglie politiche sulla loro pelle. Lanciamo come architetti dunque un appello ai parlamentari agrigentini, continua, e alle istituzioni competenti affinché le recenti notizie sulla realizzazione dell'aeroporto Valle dei Templi si distinguano dai soliti proclami che illudono i cittadini, puntando invece alla concreta realizzazione dello scalo. L'Ordine degli Architetti, conclude, continuerà a stimolare le istituzioni competenti, la Deputazione Agrigentina e le varie componenti della società civile affinché venga superato quel muro di gomma che fino ad ora ha impedito la realizzazione di un'infrastruttura che costerebbe meno di 3 chilometri di autostrada e che sarebbe saldamente sostenibile dal punto di vista economico grazie al grande numero di turisti attratti dalla Valle dei Templi, dall'utenza della Sicilia meridionale e delle tante risorse culturali e ambientali del nostro territorio.